Allora, senatore, questo risultato dimostra che questa alleanza UDC col centro-sinistra può dare risultati concreti e positivi e può spostare anche l'asse politico del Paese. Beh, noi abbiamo guardato ovviamente a Venezia e abbiamo ritenuto che tra una destra populista demagogica che strumentalizzava i bisogni, le paure della gente, non ci potesse essere alcun dubbio nel schierarci senza se e senza ma con un centro-sinistra equilibrato, responsabile, solidale e che in qualche modo abbraccia i nostri valori anche sulla persona e sul modo di intendere la città. È un buon governo che continua, noi abbiamo apprezzato molto l'operato di Cacciari che, come dice Patriarca, ha lasciato non certo una città in rovina e decadente, ma una città vivace, ricca di fermenti culturali, oltre che economici e sociali, e che è pronta a creare tutte le condizioni per un nuovo sviluppo e per una sua riqualificazione, sia in centro storico che in terraferma. Quindi questo lavoro continuerà, una coalizione che ha dimostrato di essere all'altezza della sfida, dove non c'erano protagonisti, pur avendo ognuno le proprie sensibilità e priorità anche programmatiche, però facendo un grande gioco di squadra, dove a Orsoni abbiamo affidato il compito di essere veramente il sindaco di questa amministrazione, di questa città, senza condizionamenti, senza forzature, senza strattonamenti, ma sulla base di un programma realmente condiviso che fosse affidato a lui come garante per tutti delle scelte amministrative che abbiamo compiuto insieme. Quindi credo che sia veramente la premessa per fare un grande lavoro su Venezia. Riguardo all'UDC, è soddisfatto del risultato sia in comune che in regione? L'UDC a Venezia ha avuto un grande risultato, un grandissimo risultato, perché la nostra scelta era una scelta molto coraggiosa e che non era in linea con la nostra tradizionale propensione verso il centrodestra. E temevamo un ridimensionamento, cose che abbiamo messo in chiaro fin dall'inizio alla coalizione. Però così non è stato, i nostri elettori hanno capito il nostro sforzo di dare fiducia a una persona e a un modello di città che vogliamo costruire insieme a Orsoni. Quindi aver tenuto, anzi aumentato i nostri voti a Venezia è il più grande riconoscimento di avere visto giusto e in maniera molto precisa quali erano le esigenze di questo territorio. In regione abbiamo fatto una testimonianza, sapevamo di doverla fare per contrastare questa avanzata leghista che ha travolto tutto e tutti, compresi per primi quelli del PDL, che oggi sono così ridimensionati e sono stati cannibalizzati da questa Lega aggressiva che ha detto non faccio prigionieri, ma forse non li farà neanche tra le file del PDL, a meno che uno non vada a dichiararsi già ostaggio politico, ma questo è sicuramente il destino di chi non si omologa alla linea Zaia. Noi vogliamo ancora essere una voce libera in questo Veneto che ha una tradizione e una cultura diversa da quella che propone la Lega. Speriamo di poterlo dimostrare nel futuro.